Iniziamo con Sorelle Paradiso, un canto scritto da Don Oreste Rosso per l'occasione della nascita di un bambino. Giorni fa, casualmente, mi è capitato di leggere, non so più dove, un motto friulano che non avevo mai sentito e dice: Muse di Ruth, sorelle Paradiso. Mi ha aperto una luce sul titolo di questo canto. I nonni come me, presenti in questa sala, non hanno bisogno di altre spiegazioni. Una donna, moglie o fidanzata, non si sa, dice che non canta più e non balla più perché il suo amore è partito, soldato. E così si mette alla sua ricerca, incontrando molte avventure secondo uno schema piuttosto frequente. Noi vi facciamo sentire solo le prime 4 storie. Ciò che è degno di nota in questo canto è il ruolo del coro, che entra ad affiancare le voci che eseguono la melodia in punti ben precisi, secondo consuetudini che sono estranee al canto corale friulano, ma sono presenti in altre regioni italiane e sulle isole. Dimenticavo il titolo: e più non canto e più non ballo.
che in gradese significa ragazzina, cioè fruttolissimo. Come in un gioco di immagini riflesse, all'immagine delicata delle bambusse del paese del Marinaro è accostato il flumile fiore celestino della rosa di mare, cioè il rosmarino, che nel nome, oltre che al ricordo del mare, contiene anche il nome del poeta, Biagio. Cambia completamente il clima. Festival di Sanremo 1953, Gino Latilla vince il terzo premio con un vecchio scarpone. Un vecchio scarpone trovato in soffitta di epoca ai bei tempi della giovinezza e della naia, quando indossare lo scarpone voleva dire essere pieno delle forze e poter camminare, come dice il canto, lassù, tra le bianche cime di medie terre immacolate al sole. Noi concludiamo la nostra parte, perché l'ultimo canto abbiamo deciso insieme con il maestro del coro Le Voix de l'Est di cantarlo insieme. E quindi, dopo di noi, passerà la parola agli amici Le Voix de l'Est.
Scusi del ritardo perché la strada è 15 e 10 ore di viaggio per i due. E dopo 3 ore e mezzo di coda in Germania e dopo in Austria. Sono arrivato fra poco. Notre cœur est très heureux de pouvoir chanter devant vous tous ce soir et nous voudrions remercier chaleureusement les dirigeants de votre chorale d'avoir organisé ce récital. Monsieur le Président Valentino Colini, le maestro Alberto Antonelli, c'est lui, et merci également à nos Allora, scusa gli accenti, io ero allora, buonasera a tutti e sono contento di poter schiantare davanti di voi queste serate e le canzoni di ritorno al coro per le organizzate questa città. Grazie al signor Presidente Valentino Colini e al maestro Alberto Antonelli e anche al signor Bambino per le fame di intermediario. Nous sommes à cœur d'Omès, une petite ville dans l'est de la France, près de la frontière luxembourgeoise. Le groupe est formé de 13 chanteurs, en comprenant notre chef de chœur, André Kogovzek. Il chante en 15 langues et dialectes différents. Merci encore et bonne écoute et bon concert à vous tous. Il secondo coro di oggi, Omès, un piccolo città alla Francia orientale, dove il confine con Lussemburgo. Elles sont 13 cantanti, nostro maestro di coro André Kogovzek e la nostra presidente Marie-Laure. In 15 tempi e dialetti differenti. Grazie ancora ai biodiversity à ascoltare. Spero che tutti sono capiti un po' di forlango. Grazie. Allora, la prima canzone è Rudaska, è una canzone di un minato di Diane di Mercuri di Idrian in Slovenia, città simile di Omès in Francia. Questa canzone è una mano vibrante, al figuris salis di minieri di fiere e al loro fratis inter minierins di Tiapon.
Schöner Maestro, benvenuto via festival. Elle fasse parte di un gruppo di canzoni tradizionali di celebrazione svedese, di feste di Valpurgis, il primo fin settimana di maggio. Amen.
canzone popolare attorno dal 1500 e col stato dal 1531. Ed è un saluto dei minatori, quindi là, giù, in fondo, alla cambiamento di Torri.
Signore delle Cime. Comunque dei tempi dinanzi, in quanto la sua vita per giorni, che è morta, questa canzone si trasforma in una prière per i sentimenti, pietà e devozione cristiana.
su femmine per piantare lavoro all'estremamente nero. Scusi, avete capito un po' così? Grazie.
Ah, le canzone francese. La nuit. Alors, canzone già parla di un tema di opere di Jean-Philippe Rameau.
lunghe vite, mondiali liturgiche ortodosse. Ringraziamo questo bellissimo coro, bravissimi e anche molto divertenti. E adesso eseguiremo due canti, uno non era previsto di fare insieme, ma dato che era nel nostro programma anche nel loro, lo eseguiremo insieme cercando di far coincidere le voci ed è bene anche la storia. Il secondo